Un primo passo per una candidatura congiunta tra Friuli Venezia Giulia, Austria e Slovenia per i Giochi Olimpici Invernali 2034. Le intenzioni sono comuni e i tre paesi hanno iniziato a lavorare per gettare le basi in vista del grande appuntamento che avrà luogo tra 10 anni, come sottoscritto anche dalla vice premier slovena e ministro degli esteri Tanja Fajon nel suo intervento, condividendo tale proposta definendo la possibilità di una candidatura unitaria come un'ottima idea. Un'esperienza simile il Friuli Venezia Giulia l'ha già vissuta nel 2003 con le Universiadi invernali organizzate a Tarvisio dal 16 al 26 gennaio, coinvolgendo anche le località di Villacco e Bischofshofen. L'incontro odierno era volto alla pianificazione e realizzazione di un sistema di mobilità sostenibile transfrontaliera in occasione dell'appuntamento Gorizia-Nova Gorizia 2025, ma che sia viatico anche per investimenti infrastrutturali futuri. A firmare il documento la rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture della Repubblica di Slovenia e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Una mobilità sostenibile è una mobilità che può garantire ai cittadini di potersi spostare da Regione Friuli Venezia Giulia in Slovenia e viceversa in un'ottica di condivisione, anche in questo caso di progettualità, di programmazione, anche per esempio di tariffario, così finalmente da rendere veramente il confine non più tale e questo partirà la prima sperimentazione con Nova Gorizia 2025. Penso sia responsabile iniziare dalla sperimentazione su Gorizia 2025, dopodiché se le cose funzionano, soprattutto quello che funziona verrà anche sul territorio nazionale e i progetti cresceranno. Però nella collaborazione con la Slovenia dall'inizio abbiamo sempre lavorato passo dopo passo, ha funzionato molto bene e su questo quindi dobbiamo continuare a lavorare.